Cari amici, è giovedì, parliamo per un po', solo per un po', di ciò che sta accadendo ai nostri due marò che sono in India. Abbiamo fatto delle figure barbine e non riusciamo a cavare il ragno dal buco. Adesso l'Italia riprova a prendere i due marò e li riprova a prendere perché c'è una ennesima sospensione del processo e il nostro governo chiede l'immediato ritorno dei fucilieri. Bene, l'immediato ritorno dei fucilieri, se l'India rispetta l'Italia esattamente come ha fatto e come quei governanti hanno accettato che venisse rispettata l'Italia, bene, allora se l'Italia vuole avere un sussulto di dignità, deve dire: cari signori dell'ONU, della NATO, dell'Unione Europea, da oggi ritiro tutte le mie missioni all'estero finché i miei due soldati non tornano a casa con le scuse. Perché ho le prove che sono innocenti. Ve l'ho già detto un'altra volta, sono state cancellate, è stata bruciata la barca dei pescatori, si sarebbero viste le strisce orizzontali delle pallottole. Da una nave alta 40 metri nessuno riesce a mandare in orizzontale su una barchetta a pelo d'acqua le pallottole. Quindi certamente non sono stati loro. E allora li processiamo noi, se proprio volete, ma non vi azzardate più a tenerli, se no noi comunque togliamo tutte le nostre missioni. E così possiamo anche dare un taglio alle spese militari. E se no non vi compriamo nemmeno gli F-35. Vuol dire che andremo ancora con gli alianti, ma non ve li prendiamo. Ebbene, per fare questo non ci vuole soltanto un folle come me, ci vuole che il folle come me abbia l'incarico di Ministro della Difesa o di Presidente del Consiglio, ma per fortuna non è un folle come me quello che ha l'incarico di Presidente del Consiglio e quindi può dire dell'altro purché il risultato sia quello. Bene, un augurio affettuoso ai nostri due marò, li saluto con affetto e chiudendo questo discorso e dandovi la buona fine settimana, prendo 20 secondi per dire a un paio di amici che mi scrivono, che mi hanno scritto con le mail, Roberto, Nicola e altri che non sono riuscito ad appuntare, continuate a scrivere, i vostri suggerimenti per me sono oro, perché io parlo esattamente di quello che mi chiedete di parlare. Buona fine settimana a tutti.